Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Forza Napoli! Alejandro Garnacho potrebbe essere uno dei colpi di mercato più importanti della sessione estiva europea. L'esterno argentino sembra destinato a lasciare il Chelsea e il suo futuro in Italia appare sempre più incerto, con il Napoli che ha già avviato i colloqui per assicurarsi il suo arrivo, secondo le ultime notizie di mercato. L'accordo non è ancora definitivo, poiché c'è una notevole differenza tra le posizioni dei due club. Il Chelsea vuole vendere il giocatore, mentre il Napoli preferisce un prestito. In questo scenario, un prestito con diritto di riscatto a fine stagione sembra essere la soluzione più probabile. Il futuro di Alejandro Garnacho sembra essere fuori dall'Inghilterra. L'esterno argentino non sta vivendo un buon momento al Chelsea e il club londinese è disposto a cederlo in caso di un'offerta allettante. Il Napoli si è inserito con decisione nella corsa e vede nel giocatore un'ottima opportunità per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il profilo di Alejandro Garnacho si adatta perfettamente a ciò che il club italiano sta cercando. È un giocatore diretto e veloce, capace di scardinare le fasce e creare pericoli negli uno contro uno. In una serie sempre più esigente dal punto di vista fisico, la sua velocità e aggressività offensiva potrebbero offrire al Napoli un'opzione fondamentale nella tre quarti avversaria. Anche per il giocatore, il trasferimento da Londra a Napoli potrebbe rappresentare una buona opportunità. Alejandro Garnacho ha bisogno di giocare con continuità, di minuti di qualità e di un ambiente in cui possa riconquistare il suo ruolo da protagonista. Al Chelsea, la concorrenza in attacco è enorme e la situazione si è ulteriormente complicata con il passare delle settimane. L'ostacolo principale risiede nei termini dell'accordo. Il Chelsea vuole finalizzare la cessione per generare entrate e liberare spazio in una rosa già ricca di giocatori offensivi. A Londra, il club ritiene che Alejandro Garnacho mantenga un buon valore di mercato e preferisce sfruttare l'interesse del Napoli per finalizzare il trasferimento a titolo definitivo. La posizione del club italiano è diversa. Il Napoli preferisce un prestito, consapevole che un acquisto diretto ora potrebbe essere più complicato. Pertanto, la formula che sta prendendo piede è quella del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Questo approccio permetterebbe al Chelsea di mantenere aperta la possibilità di una futura cessione, mentre il Napoli potrebbe acquisire il giocatore senza un esborso immediato. Si tratta di una soluzione intermedia che potrebbe soddisfare tutte le parti se le condizioni venissero opportunamente definite. Alejandro Garnacho ha bisogno di un progetto in cui si senta importante. Il suo talento è innegabile, ma nel calcio d'élite il talento da solo non basta. Ha bisogno di giocare, ritrovare fiducia e tornare a essere un giocatore titolare e decisivo. Il Napoli può offrirgli un ambiente competitivo ed esigente, con spazio per crescere. La Serie A può anche aiutarlo a migliorare aspetti importanti del suo gioco. In Italia dovrebbe adattarsi a difese più tattiche, partite più equilibrate e situazioni in cui ogni mossa offensiva ha un peso significativo. Se riuscirà ad adattarsi, la sua crescita potrebbe essere molto positiva. Il Chelsea, dal canto suo, continua a semplificare la rosa e sta cercando delle cessioni per riequilibrare la squadra. La possibile partenza di Alejandro Garnacho si inserisce in questo piano, soprattutto se il club riuscisse ad assicurarsi una buona opzione di riacquisto per il futuro. Le trattative sono in corso e non c'è ancora un accordo definitivo, ma la strada sembra spianata. Alejandro Garnacho sta per lasciare il Chelsea. Il Napoli lo sta spingendo per acquistarlo e un prestito con diritto di riscatto sembra la formula più praticabile per finalizzare un affare che potrebbe essere cruciale per il futuro dell'esterno argentino. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Garnacho è un buon giocatore per il Napoli? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al nostro canale. Forza Napoli sempre!